Bentornati al nuovo aggiornamento meteo. Una blanda circolazione di correnti fresche e instabili di matrice atlantica in contrasto con le temperature del tutto estive sono capaci di stimolare forti temporali come quelli che sono avvenuti nel Savonese e nel Genovese nella serata di mercoledì e poi anche sul Veneto nella mattinata di giovedì, ma poi anche nel pomeriggio e nella serata su gran parte dei settori del nord Italia a causa della circolazione instabile presente sulla Spagna che porta instabilità sparsa, come notiamo dalla grafica, sul nord Italia, soprattutto sulle regioni del nord-ovest, temperature che rimarranno leggermente sopra la media del periodo un po' dappertutto, se non leggermente media col periodo nei valori massimi. Ma nel corso della giornata di domenica l'alta pressione di matrice subtropicale riuscirà a rinforzare su gran parte del nostro territorio per riportare temperature sopra la media e stabilità atmosferica con valori fin sopra i 33 gradi, soprattutto sul centro-sud Italia. Notiamo quindi come nel corso dei prossimi giorni avremo ancora dell'instabilità sparsa, poi l'anticiclone subtropicale riuscirà a raggiungere nuovamente le regioni del nord Italia, ma solo temporaneamente, lasciando spazio a temporali sparsi, nuove correnti instabili da lunedì fino alla giornata di martedì, con temporali prevalentemente sulle zone prealpine e sulle alte pianure. Poi fino al 20 settembre avremo una circolazione anticiclonica con temperature del tutto estive, temperature come notiamo che rimarranno sopra la media soprattutto dalla giornata di domenica fin sull'Europa centrale, con valori massimi sopra i 29 gradi sulla Val Padana, mentre con il passaggio di un veloce fronte tra lunedì e martedì porterà temperature in media col periodo sul nord Italia con valori massimi tra i 25 e i 28 gradi. Venerdì sarà una giornata prevalentemente instabile soprattutto sulle prealpi, nella nottata anche sulle medio-basse pianure del nord Italia. Poi sabato avremo il transito di un veloce fronte da sud-ovest che riuscirà a portare dei forti temporali tra la Liguria e sul nord-ovest, dove insisteranno i temporali fino alla serata. Domenica avremo stabilità atmosferica con alternanza di nubi e rasseneramenti. Lunedì e martedì il passaggio di un veloce fronte che agirà soprattutto sulla Lombardia e sulle prealpi e sulle alte pianure del nord-est. Confermata quindi dalla grafica, come notiamo, il passaggio quindi di un fronte fresco instabile sul centro Europa, che sarà comunque rapido e lascerà spazio poi a un anticiclone subtropicale. Per maggiori dettagli rimani come sempre aggiornato.